senza... Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Buongiorno a tutti. Open your eyes, come sempre, aprite gli occhi. Un saluto da Marco Tognini sulle frequenze di Radio Libertà per informarci, ma soprattutto per indagare tra le pieghe del politicamente corretto, per cercare la verità fra la propaganda che sempre più spesso ci viene propinata. Vi ricordo che potete telefonare per intervenire in diretta 02 92 94 72 22. Sono graditi i vostri interventi, ovviamente vi chiediamo anche di essere comunque possibilmente a tema e comunque con un minimo di cortesia, perché ogni tanto arriva anche qualche telefonatina un po' fuori dalle righe. Noi non censuriamo nessuno, però mi raccomando siate siate televisivi per chi ci guarda appunto sul digitale terrestre, o comunque siate radiofonici, ecco, ve lo chiedo, ma senza censure, sempre filo diretto con voi. Di che cosa parliamo? Tante sono ovviamente le notizie sul piatto. C'è la situazione europea, perché questa è la settimana della plenaria europea, dove la von der Leyen comunque insiste sull'elettrico, insomma, non pare non fare marcia indietro sul sul Green Deal, nonostante anche la Germania cominci ad avere finalmente dei salutari dubbi. È la settimana della Francia, ne parleremo, insomma c'è un nuovo premier, l'ennesimo premier scelto da Macron per un governo probabilmente di minoranza, perché comunque le forze principali all'Assemblea nazionale sono la sinistra radicale e il Rassemblement National, che ovviamente di Macron non vogliono sapere nulla. Però insomma questa è anche la settimana in cui diverse immagini, direi proprio iconicamente, ci vengono portate dai mezzi di comunicazione, soprattutto dai social, perché i social, essendo un po' senza filtro, hanno la possibilità di bypassare anche un certo tipo di perbenismo televisivo, e quindi ci danno queste immagini, anche un po' la situazione. Voi sapete che spesso mi sono proposto per controbattere il wokism, diciamo, quindi il pensiero woke, quindi questo pensiero unico che tenta di giudicare la storia di ieri col metro di oggi, che tenta di reinventarsi le situazioni, che cerca un po' di diminuire la nostra identità a favore dell'ultimo arrivato. Sappiamo benissimo insomma di che cosa si tratta, e queste immagini potenti sono diverse questa settimana. La prima ovviamente che ci viene in mente è quella di Charlie Kirk, il giovane conservatore di 31 anni, purtroppo ucciso, freddato da un killer che gli ha sparato al collo in uno dei suoi famosi incontri pubblici. Vi leggo alcune righe. Non ce l'ha fatta Charlie Kirk, 31enne attivista conservatore vicinissimo a Trump. Una pallottola ha spazzato via la sua giovane vita in un attentato avvenuto in un campo universitario dello Utah, dove era in corso un dibattito con gli studenti. Lo sparo ha colpito al collo il fondatore di Turning Point USA, un'organizzazione senza scopo di lucro creata nel 2012 per promuovere il conservatorismo nelle università e nei campus molto vicini al movimento MAGA. In realtà Charlie Kirk si è proposto soprattutto non come un portatore di contenuti prettamente politici partitici, ma soprattutto come un personaggio che vuole riportare
il buon senso, specialmente nei campus dove questo pensiero woke la fa da padrone. Insomma, se pensiamo anche alle vicende di George Floyd, questa gente che abbatte le statue, che si inginocchia sempre per il motivo sbagliato e quant'altro. Insomma, Kirk invece era riuscito a riavvicinare la gente con un dibattito assolutamente a 360 gradi, parlando anche lui cristiano, anche impegnato, con 2 figli, una moglie, parlando anche di temi importanti, parlando di aborto, insomma non veramente non limitandosi mai. Come si vede in alcuni video che girano sul web, Kirk stava parlando con alcuni studenti seduto sotto una tenda nel cortile della Utah Valley University di Orem, quando è stato raggiunto da una pallottola. Udito il rumore inequivocabile dello sparo, gli studenti terrorizzati si sono messi a scappare. Caccia al killer. La persona che ha sparato era posizionata a circa 180 metri. Dopo circa 20 minuti che Kirk aveva iniziato il suo discorso, ha aperto il fuoco. Trump comunque si è subito interessato, dobbiamo tutti pregare per Kirk, un bravissimo ragazzo dalla testa ai piedi. Anche J.D. Vance, dite una preghiera per Charlie Kirk, un bravo uomo, un giovane padre. Solidarietà e dolore, almeno a parole, anche dai democratici. Le preghiere non sono bastate e Kirk, poco dopo il ricovero in condizioni gravissime, è deceduto. Aveva tra l'altro appena parlato della violenza delle gang, quando si è piegato in avanti e il sangue ha iniziato a uscire copioso dalla ferita. Paura e sgomento. Aveva portato avanti sicuramente diverse battaglie politiche, alcune allineate a Trump, alcune si dice controverse sul Covid. Aveva parlato di cambiamento climatico, qualcuno dice era un negazionista. In realtà Kirk diciamo distingueva il fatto che un cambiamento climatico c'è, ma lui parlava di cicli naturali della Terra e solo di un minimo impatto antropico, in nome del quale però oggi si vogliono sconvolgere ovviamente le economie e i sistemi anche politici. Evidentemente creare un allarme, diceva Kirk, serve per conferire autorità a chi attraverso la paura o comunque un ben determinato catastrofismo possa poi comunque radunare la gente, radunare il popolo, radunare anche i liberi pensatori, insomma, e costringerli un po' su una via ben precisa. Insomma, si è sempre detto che anche per quanto riguarda il Covid, su queste situazioni, più che la salute, il tema è sempre stato sull'individualismo e i diritti della persona, anche nei confronti poi invece di tutta la comunità. È chiaro che se qualcuno comunque lo chiama negazionista o controverso, cerca di snaturare quella che è la sua battaglia politica, quasi a dire se l'è cercata. In realtà, insomma, io ho qui alcuni tweet di Kirk e francamente mi sembrano di una persona estremamente sensata. Ne leggo un paio. Vado in giro per le università e ho conversazioni stimolanti, perché questo è ciò che è così importante per il nostro paese: trattare i nostri disaccordi rispettosamente, perché quando le persone smettono di parlare è allora che avviene la violenza. Ecco, anche il tema della violenza, il tema delle lingue tagliate, il tema diciamo della incapacità di esprimersi. In Europa ne abbiamo parlato anche spesso, perché comunque c'è una legge, il DSA, che è tutt'altro che diciamo aperta al libero confronto. E Kirk prosegue: è allora che avvengono le guerre civili, perché inizi a pensare che l'altra parte sia così malvagia e perde la sua umanità. Ecco, anche questa, la disumanizzazione dell'avversario politico o comunque di pensiero, diventa così una giustificazione per certi movimentismi assolutamente insostenibili. Insomma, oggi
pare che per esistere devi trovarti un nemico, ecco, questo noi lo rifiutiamo. Tra l'altro Charlie Kirk solo pochi giorni fa, parlando di un sondaggio ben preciso, parlava della famosa cultura dell'assassinio politico che pare si stia diffondendo in un certo mondo anche libertario. Kirk affermava che il 48% dei progressisti afferma che sarebbe almeno in parte giustificato eliminare Elon Musk, e il 55% ha affermato lo stesso di Donald Trump, mentre altri attivisti inneggiavano per esempio a Luigi Mangione, un altro personaggio. Kirk concludeva in questo modo: la sinistra è in preda a una frenesia violenta, qualsiasi battuta d'arresto, che si tratti di perdere un'elezione o una causa in tribunale, giustifica una risposta estremamente violenta. Questa è la naturale conseguenza della cultura di protesta che tollera violenza e caos da anni. La codardia dei procuratori locali e dei dirigenti scolastici ha trasformato certa sinistra in una bomba a orologeria. Questo scriveva, twittava Charlie Kirk, insomma. Oggi sicuramente alle parole di cordoglio dovremmo far seguire anche una riflessione molto attenta, e questo è il volto di Charlie Kirk, è la prima immagine che vi proponiamo come riflessione. Vedo che abbiamo una telefonata, quindi la passiamo subito. Pronto? Ciao, chi sei? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. A lei, prego. Prima cosa, solidarietà alla famiglia di Kirk, l'attivista Kirk. Seconda cosa, volevo parlare della Francia oggi, dottor Tognini, che secondo me le sfide della Francia e le dimissioni di Bayrou. Allora, dottor Tognini, secondo me la Francia, e questo l'ha detto Bayrou, è una magnifica cattedrale da ricostruire. Oggi rischia l'incendio come Notre Dame. Il tutto nel quadro, è bella frase che ha detto prima di partire, il tutto nel quadro di una spesa pubblica incontrollata, incapace di gestire, mi sembra, l'indebitamento oltre i 3.400 miliardi di euro. E poi aggiungo che l'estrema destra vuole le elezioni anticipate, mentre la sinistra francese vorrebbe anche le dimissioni del Presidente della Repubblica, sempre più isolato e indebolito, secondo me. E poi, dunque, la crisi economica, divenuta crisi politica, rischia di divenire anche istituzionale, come ai tempi della Quinta Repubblica, se ben ricordo, di De Gaulle. Ma il modo centrale, dottor Tognini, resta la spesa sociale. Non resta che trattenere il fiato di fronte a quello che avverrà nei prossimi giorni, ma la verità è che in Francia la festa, secondo me, è davvero finita. Tutto qua, io lo saluto e buon fine settimana. Grazie anche a lei. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che possono intervenire allo 02 92 94 72 22. Sulla Francia ci torniamo, magari adesso comunque qualche osservazione la possiamo fare. La crisi economica non solo è diventata crisi politica, ma è, direi, il deficit di politica vera, che ha creato poi tutto il problema oggi esistente in Francia. Perché? Perché non si è dato una risposta, non si è voluto guardare le istanze che vengono portate avanti dalla destra, che è sempre stata assolutamente ghettizzata, la destra di Le Pen. Questa destra viene ghettizzata e continua ad aumentare consensi, evidentemente. Perché? Perché la Francia è un paese che ha problemi con l'immigrazione, è un paese che ha problemi con l'economia, è un paese che ha problemi con il suo welfare, proprio perché continua a inglobare persone che non sempre, diciamo, contribuiscono al welfare, allo stato sociale, diciamo, e quindi insomma è un'immagine, nonostante, ripeto, la Francia sia una potenza importante, potenza nucleare, membro del Consiglio di sicurezza della NATO, quindi ha uno standing internazionale assolutamente indiscutibile, però ha un presidente, diciamo, ormai con un gradimento credo sotto il 20% nel suo paese, che è uno dei più bassi di tutta l'Europa, se non il più basso. E comunque il fatto che Macron voglia
continuare a governare sostanzialmente e non dimettersi, ma solo cambiando il presidente del Consiglio, ma restando lui presidente della Repubblica del sistema francese, che comunque ha tutta una serie di poteri, ebbene non porta assolutamente benefici. Abbiamo visto che il cosiddetto spread, il differenziale, per esempio anche coi titoli italiani, si è ravvicinato, era di 10 punti nell'ultima settimana, credo che forse ieri siano stati addirittura pari, per cui la Francia ha evidentemente dei problemi, potrebbe essere rivista anche il suo rating dalle agenzie di rating, quindi stiamo un po' a vedere. Dopo ne riparliamo comunque per fare qualche piccolo approfondimento. Ho colto qualche articolo appositamente per voi, però parliamo, appunto, vi dicevo, momenti e immagini assolutamente da ricordare per le vostre riflessioni. Se la prima immagine è Charlie Kirk, la seconda è Irina Zarutska. Irina Zarutska, ragazza 23enne ucraina, rifugiata negli Stati Uniti, che è stata uccisa dopo una brutale aggressione in metropolitana a Charlotte, in North Carolina, e diciamo il cui omicidio è stato addirittura nascosto dagli organi di stampa principali. Come sempre ringraziamo Twitter, ringraziamo X, perché certe notizie comunque poi alla fine girano e anche i media mainstream poi ne devono parlare. E ripeto, è un'immagine assolutamente cruda, cruenta e, come vi dicevo, molto significativa dei nostri tempi, senza voler fare, diciamo, senza voler esaltare una tragedia, però evidentemente c'è questo filmato rilasciato appunto dall'ente della metropolitana, in cui si vede l'aggressione, si vede il panico di questa ragazza che si ritrae sul suo sedile, già colpita dalle coltellate, con questo volto anche un po' che chiede perché, che chiede cosa sta succedendo. E poi c'è la morte di questa ragazza che si accascia mentre altri passano accanto a lei, insomma, un po' per paura, un po' per menefreghismo, non se ne accorgono. Solo in un secondo momento poi si avvicineranno le persone. Arriviamo sul tema, perché ripeto, è un orrore censurato e va spiegato, ecco, va spiegato. Guardava il telefono Irina Zarutska, aveva lasciato la guerra in Ucraina alle spalle, il peggio era dunque passato. Alla fine lei era tra i fortunati, aveva raggiunto l'America, il paese dove tutto è possibile, perfino essere ammazzati senza alcun motivo. Come è successo a lei? De Carlos Brown, il suo killer afroamericano, aveva deciso così: Irina doveva morire. Era il 22 agosto scorso. All'epoca i giornali statunitensi diedero la notizia in modo secco: uccisa una rifugiata ucraina. Basta, era sufficiente. Bisognava inoltrarsi nel pezzo per sapere da chi, un afroamericano di 34 anni, senza trovare alcun perché, visto che ancora oggi non esistono motivazioni per questo gesto, se non quella fornita dalla sorella del killer, secondo la quale avrebbe agito perché la vittima gli stava leggendo la mente. Poi la buttano sempre anche un po' sugli squilibrati, però c'è quest'odio diffuso. In questi giorni ha cominciato a circolare sui social il primo video dell'omicidio, che pubblichiamo oggi anche su diversi siti, lo potete visionare. Quello in cui si vede Brown ammazzare la 23enne ucraina e che si è voluto censurare fino all'ultimo, fino a che non è diventato di dominio pubblico sui social, poi condiviso da centinaia di migliaia di persone. Quello in cui si vede l'afroamericano che fruga fra le tasche, estrae un coltello a serramanico e si appoggia alla barra del sedile per avere stabilità, e infine la colpisce 3 volte al petto. Ecco, dall'immagine si vede questa ragazza è seduta davanti all'afroamericano, l'afroamericano la colpisce da dietro e dall'alto.
Non agisce come uno sprovveduto, sa come fare per uccidere. Del resto, e questa è una delle polemiche che sono nate poi dopo l'omicidio, è già stato fermato 14 volte dalla polizia per diversi reati. È abituato, sa agire con violenza, i colpi arrivano e Irina non può far altro che toccarsi il petto e alzare gli occhi. Forse pensa di aver ricevuto dei pugni. Il suo sguardo è impaurito e assente. Stringe a sé il telefono nel quale si era rifugiata non appena si era seduta nella metro. Il sangue sta cominciando a scorrere copioso. Il suo, ma pure quello di Brown, perché per sferrare i colpi, quei 3 terribili affondi, quelli che in gergo si chiamano stabbing, anche la sua mano è scivolata sulla lama. I frame scorrono, le immagini, prima concitate, sembrano muoversi sempre più lentamente. Il killer si allontana, gli occhi di Irina sono vuoti di fronte all'aggressore che le passa accanto come se nulla fosse accaduto. Lei è sotto shock, le forze cominciano a venirle meno. Forse c'è tempo solo per pochi pensieri, gli ultimi. Come è potuto accadere a me? Perché proprio io? E poi il vuoto. Chi è assistito alla scena si è alzato ed è andato via. Il corpo della ragazza, che nel frattempo è scivolato tra i sedili, si muove ancora. Dalla sua mano l'ultimo segnale di vita. Irina viene inghiottita dal pavimento, scompare. Solamente più tardi, quando ormai non ci sarà più nulla da fare, 2 soccorritori raggiungeranno la ragazza. Ancora qualche secondo e l'anima della ragazza lascerà il suo corpo. Irina non c'è più, è successo a lei, ma poteva capitare a chiunque. Lo scorso aprile, per esempio, era stato accoltellato a morte a Frisco, in Texas, un ragazzo statunitense, Austin Metcalf. Per quel criminale è oggi accusato un altro americano, Carmelo Anthony, che andrà a processo nel 2026. Anche in questo caso il giudice ha emanato un'ordinanza per silenziare il fatto, perché certe cose è meglio non raccontarle, non solo in America, ma soprattutto nel nostro paese, dove l'immigrazione è un fenomeno relativamente fresco. Secondo le statistiche, però, gli stranieri, soprattutto se nordafricani e latinos, sono più propensi ai crimini violenti. E non si tratta solo di stupri, ma anche di aggressioni, perché in un certo senso, qualcuno direbbe, fa parte della loro cultura, perché spesso la vita da loro vale meno, perché la violenza serve a raggiungere il loro scopo, qualsiasi esso sia entrare in una gang o rubare un paio di cuffiette per il telefono. Lo sguardo di Irina è il nostro. E non basta dire che i reati diminuiscono quando la percezione della sicurezza nelle nostre città è ormai ai minimi termini, non solo tra chi le abita, ma anche tra coloro che vengono nel nostro paese per turismo. Capita per esempio che turisti americani facoltosi, ma non noti, arruolino servizi di sicurezza perché temono di subire rapine e aggressioni e non si sentono sicuri, dicono. E non è difficile da credere, basta girare attorno alle stazioni delle nostre città per rendersene conto, oppure nei centri storici. La minaccia è dietro l'angolo, è violenza apparentemente senza senso, anche se ce l'ha. Gli occhi di Irina, scrive Matteo Carnieletto, sono i nostri, quelli di chi si chiede se vale la pena morire così. Sono quelli di Cassandra, che predice un futuro che non vogliamo vedere, ma che è già tra noi ed è fatto di sangue e violenza. Ne parla anche Francesco Borgonovo. Pure da noi, se il killer imbarazza i buonisti, la notizia va occultata. Quando il bandito è un immigrato, tra i media scatta il silenzio o la ricerca di attenuanti. Ecco, lo dicevamo prima, no? Controverso, negazionista, eccetera, eccetera. Vi ricordate i casi di Pamela Mastropietro, di Desiree Mariottini? Ecco. Quindi anche questo un punto su cui riflettere. Adesso andiamo in pausa per un po' di pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La Lega, nata dalla battaglia, accetta la sfida. È un enorme grazie per tutti voi perché siete uno spettacolo. Guardate lo spettacolo che si vede da qua. Io non mollo e non mollerò mai. Noi non molliamo. Grazie a chi ha cominciato questo sogno
e grazie a voi che lo state portando avanti. Noi non molliamo! Speciale Pontida 2025. Vi aspettiamo in diretta sui canali di Radio Libertà domenica 21 settembre dalle ore 8:30. Radio Libertà, la tua radio. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, Open Your Eyes, torniamo in trasmissione. Un saluto da Marco Tognini. Riprendiamo, parlavamo di Pensiero Walk, parlavamo di Irina Zarutska e della sua tragica fine. Ci sono alcune reazioni anche nel mondo statunitense. Diciamo, il suo assassino, comunque, De Carlos Brown, nero senza tetto con uno sterminato elenco di criminali alle spalle, era stato arrestato 14 volte e rilasciato senza cauzione. Qualcuno ha tentato di discolpare un sistema politico e giuridico incompetente dalla responsabilità di quanto accaduto. Ci ha provato qualche democratico come Roy Cooper, l'ex governatore proprio della Carolina, ma diciamo J.D. Vance poi ha risposto: le forze dell'ordine hanno arrestato questo delinquente 14 volte, non sono state le forze dell'ordine a fallire, sono stati politici deboli come quelli che hanno continuato a farlo uscire di prigione. E il procuratore generale degli Stati Uniti, Pamela Bondi, dice: Irina era una giovane donna che viveva il sogno americano. Il suo orribile omicidio è il risultato diretto di politiche fallimentari di tolleranza nei confronti della criminalità, che mettono i criminali al primo posto, al posto degli innocenti, ha dichiarato. Chiederemo la pena massima per questa imperdonabile violenza. Non vedrà mai più la luce del giorno da uomo libero. E infatti la polemica è anche nei confronti della giudice Teresa Stokes. Leggiamo appunto l'articolo in riferimento a questo. Teresa Stokes è sostanzialmente la toga che ha lasciato questo criminale a spasso. Se nonostante i precedenti e malgrado soffrisse di schizofrenia, De Carlos Brown era su quella metro, lo deve alla giudice Teresa Stokes. È grazie a lei che si è trovato libero di colpire a morte Irina Zarutska.
Nonostante il lungo curriculum criminale di Brown, finito dietro le sbarre 14 volte per svariati reati, la Stokes ha pensato bene di rimetterlo in libertà sulla base della sola promessa scritta di presentarsi in tribunale. Ma oltre che alla Stokes, l'uomo deve anche la sua libertà di azione alla cashless bail, cauzione senza contanti. Procedura in vigore in molte città americane a guida democratica che prevede garanzie alternative al pagamento in nome di un presunto ideale di giustizia sociale e di lotta contro il razzismo sistemico. Il razzismo c'entra sempre, poi peccato che se c'è comunque qualcuno che attacca, qualcuno che ferisce, insomma, poi bisogna tacere. La Stokes infatti è una giudice democratica e convinta sostenitrice di Kamala Harris, secondo quanto dichiarato ieri dalla portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt. Strenuo sostenitore del partito Dem anche il governatore della Carolina del Nord, che ha creato tutte queste politiche, dal ridimensionamento dei gravi reati all'eliminazione della cauzione, specie per le persone di colore in quanto appartenenti a una minoranza etnica considerata sistematicamente svantaggiata. Ecco, vorrei capire quale tipo di svantaggio c'è nel portare violenza. Ecco, questo lo vorrei capire proprio. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, Antonello dal Veneto. Buongiorno carissimo. Buongiorno. Vorrei chiederti se puoi sottolineare meglio quel passaggio, perché vedi, come anche altri tuoi colleghi, sparano la notizia ma poi corrono, invece no, bisogna soffermarsi, ovvero non è colpa delle forze dell'ordine, ricordi quello che hai detto prima, no? Certo. Ma, lo vuoi ripetere per cortesia questo bel passaggio? Sì, non è colpa che delle l'ha detto lo stesso procuratore generale e l'ha ripetuto J.D. Vance. Non sono state le forze dell'ordine a fallire, sono stati politici deboli come te, in questo caso diceva Vance, che hanno continuato a farlo uscire di prigione. Ecco, cioè è un sistema, diciamo, che è sotto accusa. Ecco, vedi il punto. Questo ci ricorda qualcosa di quello che sta accadendo ancora nel nostro paese. Ma possibile che dopo 3 anni, brava la Meloni, intelligente da mettere sugli altari e elevare al grado di santità, ma ancora non abbiamo fatto una riforma dove la legge che il Parlamento ha approvato non venga fatta rispettare, ovvero la legge è al di sopra della magistratura. I magistrati devono, tutto con la maiuscola, dalla D alla O, devono applicare la legge. Ho sentito oggi una notizia, per esempio, di uno che era ubriaco, ma guarda un po', che ha messo sotto una coppia di fidanzati morti e dopo 5 anni neanche gli hanno restituito la patente. Ma scherziamo? Oh, ma dove siamo? Ma neanche in Africa non sono così. E allora dobbiamo rivolgerci alla protezione islamica come succede nel Piemonte e nella Lombardia? Ecco, volevo solo ricordarti questo. Sottolineate bene questi punti, se no non serve a nulla. Ciao, buon servizio, grazie. Grazie a te per quello che hai voluto ricordare e sottolineare. Il tema della magistratura, il tema delle leggi è un tema fondamentale. Innanzitutto perché c'è una parte della magistratura che è cresciuta, che è stata, come dire, nutrita, insomma, fin dai tempi del 68 e del 78 con un certo tipo di ideologia per cui il magistrato in realtà non deve solo applicare la legge in maniera quasi pedissequa, direi io, ma in realtà si dovrebbe prendere un po' a carico di sistemare tutte le storture, le ingiustizie del mondo, e quindi porta una lente ideologica, ovviamente la propria ideologia, sul lavoro che fa, che dovrebbe essere invece molto più oggettivo e soprattutto molto più vincolato al fatto che tu stai giudicando in nome del popolo italiano, che vuol dire
che lo devi fare nella maniera più rispettosa e più degna del cittadino comune, che ha fiducia, che dovrebbe aver fiducia nella legge, in una società che non viene dominata così dall'arbitrio di pochi, dalla prepotenza, ma dalla legge che ci mette tutti uguali davanti a sé. Questo purtroppo spesso non accade perché ci sono i prepotenti, non accade perché ci sono ovviamente persone oggi entrate nella nostra società che arrivano da paesi arretrati dal punto di vista dei diritti, della legge, eccetera, a cui però va insegnato in qualche modo come comportarsi in casa nostra. Perché la ragazza che si siede sulla metropolitana e semplicemente voleva farsi la sua strada, si guardava il telefonino, eccetera, in che cosa confidava? Confidava nella legge, confidava in un ordine pubblico tranquillo, per cui tutte le persone che erano sedute accanto a lei avrebbero dovuto fare il viaggio esattamente come lei e non un pazzo. E anche questo sul discorso poi psicologico e quant'altro, mi verrebbe da dire, ma quante persone con problemi sono in giro alla mercé, veramente il cittadino alla mercé di qualsivoglia squilibrato. E non sempre si tratta di squilibrati, sappiamo benissimo che spesso si tratta di come dire, colpi e interventi intenzionali. E allora non basta confidare nella legge se un cittadino non è un cittadino consapevole, e se non sei un cittadino consapevole allora prima di venire in Italia ti devi integrare. L'integrazione, diciamo, è la parte fondamentale, sapendo poi che ci sono popoli che magari possono integrarsi, cioè convivere, ma non assimilarsi, non diventare come noi. E questo è un altro problema. Oserei dire che poi il problema fondamentale è anche quanto di questi popoli allogeni, comunque con altra cultura, altra natura, siamo in grado di sostenere prima che vada completamente a farsi benedire intanto il nostro sistema sociale, il welfare state, ma poi anche quel minimo di civiltà che faticosamente i nostri padri, i nostri nonni, i nostri antenati hanno creato e ci hanno tramandato. Insomma, noi abbiamo questo portato ancestrale che non vogliamo che finisca nel nulla. E quindi abbiamo il dovere di combattere per esso, combattere nei modi e nelle modalità in cui la nostra società ce lo consente, non dimenticando assolutamente nessun tipo di presa di posizione. Oggi fa molto scandalo una parola che però anche da questi microfoni è stata usata più volte, che si chiama remigrazione, e che è relativa al fatto che se oggettivamente sei qui solo per come dire, sopravvivere a spese di un altro sistema, non ti vuoi integrare, alla fine dovrai fare i tuoi conti, e questa società questa comunità può avere anche la facoltà di rispedirti indietro. Perché la solidarietà sicuramente è uno dei nostri valori, ma non è a spese totali della nostra comunità, dei nostri figli, della nostra tradizione. Quindi anche in questo caso vorremmo parlare da pari a pari con persone che rispettano le nostre usanze, le nostre leggi, che capiscono come si è evoluta la nostra storia, e allora ci si può guardare, darsi la mano da pari a pari, fare un pezzo di strada assieme, perché no? Altrimenti, insomma, bisogna ripensare queste situazioni. Sicuramente il pensiero woke, come vi dicevo, e queste immagini, queste situazioni iconiche vanno ricordate. Il pensiero woke invece
va contro questo e alla fine non ci lascerà una società di uguali, utopica, magari anche socialista, ci lascerà una società in cui le nostre garanzie che nei secoli ci siamo costruite faticosamente, una società governata dalle leggi, uno stato di diritto, una serie di protezioni sociali, una serie di garanzie, eccetera, eccetera, vengono sostituite dall'arbitrio del più forte, dal prepotente, da quello che sui mezzi pubblici, piuttosto che nel pronto soccorso, piuttosto che sul lavoro, insomma, fa quello che fa e molti di noi hanno in mente che cosa può capitare. Ecco, questa è un po' la situazione, senza farla troppo lunga, però sapete benissimo che il tema immigrazione, sia per chi la sostiene, e la sostiene, sia chiaro, per interesse, sia per chi la combatte, non è solo legato ovviamente a questioni di lavoro, a questioni economiche, ma è legato a una situazione vera e propria di inserimento sociale, civile, diciamo culturale in senso lato. Ecco, dobbiamo essere in grado di capire e di mantenere la nostra identità, come tanti altri stati poi in realtà fanno orgogliosamente, direi, senza per questo diventare delle autocrazie o diventare dei regimi autoritari. L'ultima immagine che vi lascio, anche questa molto controversa, lo dico, è quella della ragazza scozzese armata. Vi ricorderete, leggo l'articolo: si difende urlando con ascia e coltello, a 14 anni diventa star ma col giallo, per alcuni ha protetto la sorella da un migrante, per la polizia è tutto falso e quant'altro. Una ragazza di 14 anni che in un video diventato virale in Scozia e nel Regno Unito si mostra, diciamo, minacciosa imbracciando un coltellaccio e una piccola ascia. La ragazza è arrabbiata e si rivolge a chi la sta riprendendo col cellulare. Si tratta di uno straniero che aveva provato a sua volta a molestare la sorella più piccola, ma la polizia scozzese poi avrebbe incriminato la giovane e non avrebbe preso, pare, alcun provvedimento nei confronti degli altri uomini. Storia, ripeto, con diversi lati oscuri, arriva da Dundee, quindi città scozzese. Ci sono stati dei meme, altre situazioni, però insomma prendiamo il buono da questa situazione, senza voler istigare nessuno, sia chiaro. E il buono è che bisogna reagire in piedi, in alto, con la testa alta, dicendo: noi siamo qui, non vogliamo sparire, non abbiamo paura di voi, perché la nostra civiltà è qui da millenni, non abbiamo paura di voi. Se voi volete vivere qui, ammesso che ci sia la possibilità di farlo, di lavorare, di collaborare, lo potete fare, ma alle nostre regole. Ecco, questa è un po' la terza immagine, il terzo momento iconico che vi dicevo, insieme a Irina, insieme a Kirk, che volevo darvi. E volevo darvelo per, ripeto, non tanto per una propaganda, eccetera. Oggi, se vogliamo, facciamo metapolitica, cioè non parliamo di questioni di partito, di destra-sinistra, ma parliamo di pensieri un po' più grandi, che devono essere, insomma, ben presenti a tutti noi. Poi da quello ognuno di voi potrà fare, come è giusto che sia, le proprie riflessioni. Ecco, chiudiamo questa parte principale, abbiamo ancora qualche minuto. Si parlava di Bruxelles, della Francia, il neo premier Le Cornu parla di stabilità, mentre la destra chiede una rottura. Il neo premier 39enne auspica di essere all'altezza delle aspettative del popolo francese. C'è un passaggio di consegna appunto tra Bayrou e Sébastien Lecornu, che era il ministro della difesa del governo uscente, e ancora una volta la difesa all'interno dell'Europa, la spesa militare, voi vedete c'è sempre questo filo rosso. Ci sarà una strada chiaramente in salita, anche con i repubblicani, diciamo con i
gollisti diciamo moderati, ricevuti insieme ieri ai macroniani di Renaissance e di Horizon, e finora alleati di fatto del mondo di Macron. Lo stesso Bardella da destra invia un messaggio netto parlando di rottura, quindi vedremo un attimo che cosa capita sulla Francia. Per quanto riguarda invece l'Europa, vi dicevo settimana di plenaria, quindi di seduta con votazioni. Il Parlamento europeo si sposta con questa grande transumanza, più di 10.000 persone, da Bruxelles a Strasburgo una volta al mese, tranne ad agosto, però viene diciamo in compenso ad ottobre se ne fanno 2. E ancora una volta von der Leyen prosegue con questa sua nuova roadmap. C'è un'apertura al nucleare sulla transizione green, ma per esempio sull'auto continua a parlare di auto elettrica, un vero e proprio disastro che tra l'altro viene totalmente stigmatizzato dall'assessore regionale all'industria Guido Guidesi della Lombardia, che è anche insomma il capofila di tutte quelle regioni che si stanno mobilitando per l'automotive. Ecco, Guido Guidesi, famoso anche ai tempi del Covid perché era il famoso deputato di Codogno, vi ricorderete, dice: Bruxelles non ha capito, cambi strada. Si rivolge anche al PPE, il PPE continui il pressing per fermarla. Il presidente di ARA, cioè questo gruppo appunto di regioni, dice: così saltano aziende e occupati. Se l'unico mantra resta quello delle auto elettriche, finirà per vincere solo la Cina. Se non c'è un'altra soluzione, siamo pronti anche a scendere in piazza, dice Guidesi, che ha presieduto appunto ieri a Monaco di Baviera l'assemblea di questo incontro delle regioni. Tra l'altro dal dialogo strategico che parte appunto domani a Bruxelles è stata esclusa l'ARA, e quindi paradossalmente ci sono le lobby green, ci sono associazioni, ma mancano gli enti locali di quelle forze economiche, sociali, pensiamo alla Baviera, al Baden-Württemberg, alla Lombardia, al Rodano Alpi, a tutte quelle grandi regioni che difendono insomma il diritto di un cittadino di utilizzare un mezzo, la macchina a motore termico, per vivere, per lavorare, e di difendere quella che è sempre stata l'idea fondamentale, cioè la neutralità tecnologica. Si usino tutti i sistemi perché ognuno poi si implementa, migliora, eccetera, viene superato, e non si punti solo sull'elettrico. Ecco, quindi diciamo dalla Lombardia ancora una volta tanto pressing per cercare di evitare un problema per le aziende e per l'occupazione. Io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato e vi do appuntamento a giovedì prossimo con Sic et Non Open Your Eyes.